Buongiorno e ben ritrovati con Focus TG. È una comunità sconvolta, quella di Ponte nelle Alpi, per quanto accaduto nella tarda serata di ieri nella frazione di Soccher. Siamo con le immagini del nostro Stefano Bozzi proprio nel luogo dove è avvenuta una tragedia. Una lite tra vicini che è degenerata in la morte violenta di Fabrizio Poncato, 54 anni, che proprio su questo muretto è caduto battendo la testa e perdendo la vita. È successo, dicevamo, nella tarda serata di ieri. C'è ovviamente un'indagine in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Si sa soltanto che c'è stato questo acceso diverbio tra i due vicini di casa, un diverbio che ovviamente si è spostato all'esterno dell'abitazione e proprio su uno di questi muretti durante il diverbio, e c'è da capire cosa sia accaduto, Fabrizio Poncato, 54 anni, è caduto battendo la testa sulla pietra e purtroppo morendo praticamente sul colpo. Sul posto, dicevamo, i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. Al momento non ci sono arresti, c'è ovviamente un'indagine in corso, un'inchiesta aperta da parte dei carabinieri. Comunità sconvolta davvero per quanto accaduto, l'ha detto proprio in queste ore il sindaco di Ponte nelle Alpi. Vedremo tutti gli aggiornamenti poi nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali per questo fatto gravissimo che ha davvero lasciato sotto shock l'intera comunità di Ponte nelle Alpi, in particolare la frazione di Soccher. E poi c'è un altro giallo, è un giallo che dura da giorni, è quello della morte del 58enne albanese ucciso nelle campagne di Fontaniva da un colpo di pistola alla testa. Oggi è prevista l'autopsia sul corpo della vittima. La Procura di Padova, come sappiamo, indaga per omicidio volontario. Dall'autopsia sul corpo di Fatos Cenay si attendono risposte importanti per comporre i tasselli del puzzle della morte del 58enne albanese freddato con un colpo di pistola in testa domenica mattina mentre stava andando a lavoro in una fattoria nelle campagne di Fontaniva. L'esame, che verrà effettuato oggi pomeriggio dopo l'incarico affidato dal pubblico ministero, dovrà chiarire le cause della morte dell'ex guardia penitenziaria, delineando i danni provocati dal proiettile, cercando di stabilirne il calibro, visto che sul luogo del delitto non è stato ritrovato il bossolo. Fatos Cenay è morto in ospedale dopo 3 giorni di agonia. Il proiettile lo ha colpito vicino all'orecchio ed è uscito dalla tempia. Ancora mistero sul movente. I carabinieri non escludono nessuna pista, dall'agguato allo sparo accidentale. La famiglia dell'uomo però da giorni vive nella paura. Fatos Cenay si era trasferito da un paio di anni in Italia dall'Albania per raggiungere la moglie e la figlia che vivono a Fontaniva. Nel suo paese per tutta la vita aveva fatto l'agente della polizia penitenziaria. Da un omicidio, da un delitto di qualche giorno fa, a un omicidio che risale addirittura al maggio del 1992, ed ebbene non c'è nessun colpevole per il delitto di Matteo Toffanin, il 23enne padovano freddato nel maggio 1992 in un agguato nel quartiere Guizza di Padova per uno scambio di persona. La sua auto era identica a quella di un boss della Mala del Brenta, vero obiettivo del killer. Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, ha archiviato anche la seconda indagine sul delitto, partita dopo alcune intercettazioni raccolte in carcere tra alcuni affiliati all'organizzazione criminale. Matteo Toffanin è stato freddato da 2 sicari della banda Maniero convinti che di fare fuoco contro Marino Bonaldo, altro esponente della malavita organizzata. Era stato proprio il boss Felice Maniero nel 2023 a fare i nomi dei presunti killer Favaretto e Batacchi, ma le indagini non hanno portato a nulla di concreto. La notte in cui è stato ucciso Toffanin stava accompagnando a casa la sua fidanzata, che abitava vicino alla casa di Bonaldo, che era il vero obiettivo e che aveva una macchina identica a quella guidata dallo sfortunato 23enne. Ancora la cronaca, ancora una tragedia. Voleva rilassarsi trascorrendo un momento di relax lungo le rive del fiume Fratta a Merlara. Siamo ancora nel Padovano, invece è stato ritrovato cadavere in acqua. È avvolta nel mistero la morte di un giovane imprenditore edile egiziano, Abdellah Aboulallah, ripescato giovedì sera dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco a 15 metri di distanza da dove aveva lasciato i suoi effetti personali. I carabinieri
escludono la morte violenta, sul corpo non ci sono segni. Il giovane potrebbe essere accidentalmente caduto in acqua, potrebbe essere annegato dopo un tuffo. Ciabatte, indumenti e portafoglio e un paio di bottiglie di birra sono state trovate a riva e notate da alcuni passanti che hanno dato l'allarme attivando i soccorsi, ma per il giovane non c'era più nulla da fare. Un'altra tragedia invece che ha scosso la comunità dell'Asolano, l'abbiamo raccontato ieri, la tragedia in superstrada pedemontana con la morte del giovane Filippo Piccolotto di appena 20 anni. Sullo scontro indaga la polizia. Asolo e Maserra, dove la famiglia Piccolotto viveva, sono sotto shock. Aveva solo 20 anni Filippo Piccolotto, il giovane morto nell'incidente avvenuto lungo la pedemontana veneta all'altezza del casello di Riese Pio X in direzione al Tivole. Il ragazzo viaggiava su una delle due auto entrate in collisione poco prima delle 18 per cause ancora in corso di accertamento. Uno scontro tragico, fatale, con i veicoli che dopo l'impatto proseguono la loro traiettoria. Una delle vetture finisce contro il muro che delimita la careggiata, l'altra auto, un SUV di colore scuro, si rovescia su un fianco. L'incidente sotto uno dei ponti che attraversano la superstrada che collega la Marca al Vicentino. È qui che si concentrano i soccorsi, arrivano le ambulanze del SUEM 118 e l'elicottero di Treviso Emergenza, in supporto i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto che estraggono i corpi dalle lamiere, mentre per Filippo Piccolotto non c'è più nulla da fare, inutile ogni tentativo disperato di salvarlo. Un sessantenne viene portato all'ospedale di Montebelluna in codice rosso. Il tratto di pedemontana viene così chiuso per permettere i rilievi di legge affidati alla Polizia Stradale di Bassano, supportata dai colleghi di Vicenza. Originario di Asolo, Filippo viveva da qualche tempo con la famiglia Maser nella frazione di Crespignaga. Dopo aver frequentato l'Istituto Cavanis di Possagno si era iscritto all'università, ma aveva poi iniziato a lavorare nell'azienda tessile Maeba a Fossalunga di Vedelago, fondata dalla famiglia materna. Il padre Ivan lavora nell'agenzia immobiliare di famiglia ad Asolo, in queste ore chiusa per lutto. Famiglia conosciutissima e da anni vive e lavora ad Asolo, quindi sono molto conosciuti, insomma. E la tragedia è stata immensa sia per la famiglia che per la comunità, perché un giovane così è chiaro che rappresenta un dolore immenso per la famiglia ma anche per noi come comunità. E senta sindaco, lei ha sentito i familiari, ha sentito il papà? Io vado a trovarli personalmente domani mattina. Filippo aveva una grande passione anche per il calcio, sport che aveva praticato in passato nella Luparense, un ragazzo che amava il tempo libero e stare con gli amici che ora si stringono in un grande abbraccio. Maser e Asolo, due comunità in lutto per il giovane Fabrizio, e poi c'è Lido di Venezia invece che è davvero in lutto, ma anche Venezia, l'Università di Ca' Foscari, per la tragica morte di Maria Straniero, per tutti Mabi, che è stata per anni fino alla pensione segretaria amministrativa proprio dell'Università a Ca' Foscari, che ieri ha perso la vita in un tragico, assurdo incidente in montagna in Val di Zoldo, quando, appoggiatasi a una staccionata durante un'escursione con il marito, la staccionata ha ceduto e la donna è ruzzolata per 60 metri, morendo poi sul colpo sotto gli occhi del marito. La donna viveva al Lido di Venezia e allora con il Lido di Venezia ci colleghiamo insieme al nostro Lorenzo Maier per davvero capire una reazione del Lido di Venezia a questa tragedia. Buongiorno Lorenzo. Lorenzo? Non sentiamo Lorenzo? Sì, buongiorno Nicola, Eccoci, buongiorno vai. Nicola, a te e ai nostri telespettatori direttamente. Era una giornata del lutto quella, come dicevi giustamente tu, di oggi, perché la notizia della morte di Maria Straniero è piombata ieri nel tardo pomeriggio come un fulmine a cielo sereno. C'è una comunità in lutto. Maria Straniero era originaria del Lido di Venezia, però negli ultimi anni risiedeva a Mestre, e inoltre Maria Straniero è la moglie di un notissimo professore di chimica dell'Università di Ca' Foscari, il professor Moretti. Anche la figlia Elisa Moretti è attualmente docente
sempre di chimica a Ca' Foscari, quindi ho dato queste piccole annotazioni per far capire come questa famiglia sia profondamente legata all'ambiente e all'ambito universitario. Maria Straniero invece era una dipendente di Ca' Foscari che ha servito nel senso nobile del termine per quasi 40 anni, fino alla pensione, era andata in pensione 5 o 6 anni fa circa e si trovava in vacanza in questi giorni. La tragedia si è materializzata davvero purtroppo in pochissimi istanti, la donna è precipitata, così cercando di raccogliere voci e commenti, quello che ci è stato detto è una cosa unanime, come Maria Straniero sia stata un esempio per tutto l'ambiente universitario, perché aveva una grande mentalità, diciamo, molto votata all'Erasmus, al respiro internazionale di Venezia e della sua università, e diciamo si impegnava molto per risolvere anche le difficoltà burocratiche piccole e grandi che gli studenti possono avere. Ecco, per questo tutti le hanno ricordate, le stanno ricordando in queste ore con parole colme di affetto, di gratitudine. Quello che lei faceva era molto importante, era rappresentato l'esempio di una persona che si impegnava per gli studenti, per la comunità accademica, e pur lavorando dietro le quinte ha lasciato un segno davvero profondo. Nelle prossime ore verranno organizzate varie iniziative per ricordare, ma ora si attendono anche gli sviluppi di quella che potrà essere ovviamente le indagini per questo caso. La palizzata ha ceduto, era in legno e alcuni hanno detto che era già ammalorata da tempo, per cui ci saranno le indagini per ricostruire un po' tutto quanto. Benissimo, grazie Lorenzo Maier, grazie davvero dal Lido di Venezia. Sì, lo dicevi giustamente tu, c'è un'inchiesta in corso anche per accertare eventuali responsabilità di questa tragedia, per capire se quella staccionata appunto da quanto tempo fosse eventualmente così fragile, così danneggiata da poter cedere e quindi provocare la tragedia che poi si è consumata ieri pomeriggio in Val di Zoldo. Ancora la cronaca prima di andare dal nostro Lucio Zanato con l'arresto a Vicenza di un uomo domiciliato a Padova accusato di essere responsabile di uno stupro nei confronti di una sedicenne. Si trova ora rinchiuso nel carcere Due Palazzi di Padova. Un 24enne è ritenuto il presunto violentatore di una minorenne a Vicenza il 30 maggio scorso. I due, che si erano conosciuti da poco, si erano appartati nella zona del Park Fogazzaro, in un edificio abbandonato. La situazione romantica si sarebbe però poi trasformata in violenza, a cui la sedicenne si era opposta, riuscendo a fuggire e a dare l'allarme. Ad effettuare le prime indagini i carabinieri di Vicenza, che si sono avvalsi anche delle riprese video del sistema di videosorveglianza. Sicuramente i carabinieri di Vicenza hanno profuso il massimo impegno per arrivare in tempi rapidi a dare un volto e un nome al presunto autore di questa violenza, quindi di individuarlo e arrestarlo. È chiaro che all'azione incisiva di controllo del territorio deve sempre seguire un'attività di contrasto dei reati ferma e concreta. Il ragazzo accusato di violenza sessuale aggravata è un cittadino italiano originario dell'Angola, domiciliato a Padova, ma di fatto senza fissa dimora. Avrebbe conosciuto la ragazzina in un locale notturno patavino un mese fa circa. Grazie alle descrizioni fornite dalla sedicenne e dai testimoni nell'immediatezza della violenza, i militari dell'Arma sono riusciti a bloccare il presunto violentatore nella stazione di Padova e dare esecuzione così all'ordinanza del GIP del Tribunale di Vicenza. In queste attività le informazioni che noi riceviamo nell'immediatezza circa l'aspetto fisico, nonché la fascia d'età o anche il comportamento stesso di una persona che potrebbe ovviamente risultare sospetta ai passanti è stato ovviamente fondamentale, perché in questo caso specifico il testimone è riuscito a darci le informazioni che poi ci hanno ovviamente fatto convergere su un determinato tipo di persona. Con la cronaca torneremo fra poco, ma è il tempo di andare dal nostro Lucio Zanato insieme a Renato Capoia, perché entra nel vivo la Triveneta del Centenario a Conegliano, le penne nere che hanno invaso pacificamente la città del Cima. Lucio Zanato, buongiorno.
Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Come avete visto il nostro Renato ha inquadrato il tricolore perché oggi qui siamo nella scalinata degli Alpini, c'è stato l'alzabandiera ufficiale, alzabandiera che ha visto la presenza di tutti i labari, tutti i vessilli delle sezioni del terzo raggruppamento, e ha visto anche tantissimi gagliardetti dei gruppi che appartengono, di oltre 30 gruppi che appartengono alla sezione di Conegliano. Però come sentite di sottofondo l'allegria è già attiva qui a Conegliano, e va detto che c'è grande allegria, c'è grande partecipazione da parte degli alpini e anche dei familiari. Il piazzale dove una volta c'era la Zanussi è già pieno di camper, di persone che sono già arrivate, e poi ne stanno arrivando costantemente anche in accampamenti che andremo a raccontare nel corso del pomeriggio. Ricordo, noi dalle 16 su Rete Veneta racconteremo il pomeriggio alpino, e poi dalle 20:40 circa, sempre su Rete Veneta, ci sarà una serata dedicata ai cori. Parlando dei cori, magari vediamo le immagini di ieri sera, perché c'è stato un grande successo sul coro inaugurale fatto dalla corale dei congedati della Tridentina e dal coro Giulio Bedeschi di Gaiarine. Veramente un grande successo, una grande partecipazione, a dimostrazione che i valori alpini, a dimostrazione che quei canti che hanno raccontato la sofferenza ma anche lo spirito di corpo sono ancora sentiti in maniera particolare. Tra l'altro poi abbiamo delle buone notizie per quanto riguarda i corsi, perché l'abbiamo raccontato nel corso della settimana, tanti giovani si stanno avvicinando all'Associazione Nazionale Alpini, cioè all'ANA, per partecipare ai campi scuola. Quindi vuol dire che c'è voglia e volontà di apprendere i valori alpini. Siamo qui proprio perché raccontiamo questa festa, questo Triveneto, e devo dire la verità, qui abbiamo, come vedete, tantissime penne nere che ci stanno seguendo. Ripeto, nel pomeriggio dalle 16 su Rete Veneta continueremo a raccontare il pomeriggio alpino, nella serata dalle 20:30 20:40, finito il TG Bassano, ci sarà la serata dedicata ai cori. Pensate, andremo a sentire 9 cori in contemporanea, nel senso che ci collegheremo con 3 postazioni, ovvero 2 chiese e un auditorium, dove per ogni postazione ci saranno 3 cori che si esibiranno, quindi una serata corale da non perdere su Rete Veneta. Devo dire, grande festa, e poi naturalmente domani mattina dalle 7:30 racconteremo lo sfilamento che proprio avrà il suo massimo momento proprio qui di fronte alla scalinata degli Alpini. E per il momento da Conegliano è tutto, se non hai domande a te la linea. Grazie a Lucio Zanato, bravissimo, perché hai dato anche tutte le indicazioni della programmazione per Rete Veneta. Allora, con le immagini chiedo a Mattia Pezzai in regia, torniamo un secondo sul giallo di Ponte nelle Alpi, sulla morte tragica di Fabrizio Poncato, perché c'è un aggiornamento. È stata fissata per le 11 di domani mattina all'ospedale di Belluno l'autopsia sul 54enne morto la scorsa notte a Soccher. La dinamica della tragedia appare chiarita ed è in sostanza l'esito, come dicevamo, di una lite tra vicini di casa. Poncato è caduto a terra violentemente nel corso della zuffa, abbattendo la testa proprio su uno di questi muretti, ed è deceduto all'istante, prima che i sanitari del SUEN 118 potessero tentare una rianimazione. La salma di Poncato è stata trasferita all'obitorio su disposizione del procuratore della Repubblica Massimo De Bortoli. L'esame autoptico verrà eseguito dal medico legale Antonello Cirnelli. Ancora la cronaca, torniamo nel Padovano. Rapinano e picchiano un anziano in casa a Monselice, arrestati 2 giovani. Non solo lo hanno derubato, ma sono anche tornati per picchiarlo e aggredirlo. I carabinieri di Monselice hanno arrestato 2 tunisini di 25 e 20 anni ritenuti responsabili di rapina, lesioni e danneggiamento in concorso ai danni di un anziano residente nella zona di Monselice. Lo scorso 26 maggio i 2 stranieri erano entrati in casa della vittima per rubare l'autovettura parcheggiata nel cortile. Il giorno dopo, non paghi, erano tornati sul posto, lo hanno derubato del televisore, lo hanno aggredito con calci e pugni al volto, minacciandolo di morte e di violente retorsioni perché aveva denunciato il furto dell'auto. Il 20enne tunisino, a cui era stato imposto l'obbligo di dimora, infatti aveva violato il provvedimento per compiere la spedizione punitiva nei confronti dell'anziano. Il 25enne complice è stato accusato di atti persecutori e porto abusivo di arma perché nei giorni successivi, insieme con altre persone, si era ripresentato nell'abitazione della vittima minacciandolo con un coltello.
Seminava il panico in centro a Oderzo, siamo nella Marca trevigiana, 31enne migrante arrestato dopo una tentata violenza sessuale, aveva collezionato reati e contestazioni. L'amarezza del sindaco e anche la rabbia del sindaco che dice l'accoglienza va rivista completamente. Mia preoccupazione era, come si vede, si sente tante volte, che uno va fuori di testa completamente e compie il gesto estremo. E io l'ho visto qualche volta schizzare, dico magari con la prima persona non l'ha aggredita, ma arriva alla seconda e aggredisce la seconda. Non è che dobbiamo aspettare che uno ammazzi qualcuno per capire che è pericoloso, bisogna fermarsi prima. Una bomba pronta a esplodere che ormai stava seminando il panico nel cuore di Oderzo, accumulando un rosario di contestazioni e reati che l'hanno portato dritto in carcere. È qui a Santabona che adesso si trova Mohamed Diarra, 31 anni, cittadino del Mali, migrante regolare, sembra sotto protezione speciale, inizialmente ospitato al centro di accoglienza dell'ex caserma Zanusso, diventato poi un senza fissa dimora. L'ultimo episodio riguarda una ragazza che appunto si trovava nel parco e che è stata avvicinata da questo soggetto, il quale con una scusa le ha chiesto una sigaretta, poi al suo rifiuto ha avuto una reazione scomposta e in un certo momento l'avrebbe anche minacciata con un coltello per avere un rapporto sessuale. Chiaramente la ragazza poi è fuggita ed è riuscita a mettersi in salvo. Un tentativo di stupro dunque nel parco di Cadiedo, sul retro del municipio, vittima una 27enne di origini pugliesi, fatto preceduto qualche giorno prima da un'aggressione nei confronti di una ragazzina non ancora sedicenne, poco distante dalla pizzeria Quattro Cantoni in pieno centro. Prima le ha sottratto un accendino, poi le ha avvicinato la fiamma all'orecchio minacciandola. Non fatti isolati, come sanno bene commercianti ed esercenti del centro, nel mirino quasi sempre giovani donne. I toni si stavano alzando, le segnalazioni moltiplicando. Magari per ragazzi come me neanche tanto, perché magari girano in gruppetto, però lui più che altro puntava alle ragazzine quando le vedevo anche da sole, perché io so che la ragazzina davanti al tabacchino che è stata minacciata era da sola al momento e aveva 16 anni, quindi sì, normale che si trovi un po' impaurita. Andava in cerca proprio di determinate persone, andava a colpo sicuro, diciamo, ecco così. Da quello che so io, dopo sai, sono voci di, chiamiamole corridoio, so che si drogava, quindi magari anche un po' indotto a quello, sai, l'alterazione, poi comunque io lo vedevo sempre vagabondare, fare un po' di casini qua e là. A inizio giugno il 31enne era stato denunciato anche per il reato di invasione, facendosi trovare abusivamente in alcuni locali dismessi del comune all'ex Zanusso. Un soggetto noto, Mohamed Diarra, la stessa sindaca in passato aveva effettuato dei TSO, anche il comune lo aveva supportato, ma la questione, dice Scardellato, che ringrazia gli uomini della tenenza per quello che definisce un triste epilogo, sta a monte. L'accoglienza è possibile se i numeri sono limitati, se i numeri sono infiniti e se non è controllato il flusso, l'accoglienza è impossibile, lo dico da sempre e i fatti lo dimostrano, perché vorrei sapere di questa persona se tutti quelli che parlano di accoglienza si sono occupati e se hanno trovato soluzioni. Rimpatriarlo subito, chiedono in tanti a Oderzo. Il 31enne arrestato per tentata violenza sessuale era diventato tristemente un volto noto. Lavarsi i piedi in un luogo pubblico che non è un bar, diciamo sì, dà fastidio, dà assolutamente fastidio. Mi ha rubato lo spazzolino da denti. Persona non simpatica, pericolosa alla fine. Da noi ha sempre cercato di ottenere dei prodotti gratuitamente. Andrea Pece, come tanti esercenti in zona, ben conosceva il 31enne maliano arrestato per tentata violenza sessuale. Era stato anche nel suo negozio di sigarette elettroniche. Da tempo l'uomo si muoveva ai limiti della legalità nelle strade del centro pitergino. Qui siamo tra via Umberto I e la piazza principale. Una presenza fissa, quella di Mohamed Diarra, diventata con il tempo inquietante. Da noi è entrato 2 volte e gli abbiamo chiesto di uscire ed è uscito, quindi non ha fatto alcunché. Però ho sentito più di qualcuno, anche in via, che ha avuto delle pesanti molestie e so che ha sporto anche denuncia proprio perché infastidiva parecchio, entrava soprattutto quando magari il negozio era vuoto e c'era solo la proprietaria e l'ha infastidita. Il dibattito è anche politico. Restituire al paese di origine questa pericolosa risorsa tuona dalla Lega Alberto Villanova, ma il tema è sentito anche tra i residenti.
Come mamma di una 17enne, insomma, ho paura a far uscire mia figlia, però non si possono neanche tenere su una campana di vetro, perciò si spera sempre che insomma, ci sia un po' più di controllo da parte delle forze dell'ordine, ma ben venga che adesso sia stato messo in sicurezza, però insomma non è semplice vivere con questi soggetti che girano liberi. È una situazione di degrado che sta coinvolgendo non solo il nostro Veneto ma anche altre città, Milano in primis, ci sono delle guerre. Chi non è regolare, non si comporta regolarmente, ritengo che sia doveroso rimpatriarlo. Beh, io direi di rimpatriarlo. Se è una persona che crea problemi e non è in grado di integrarsi con la società, è giusto che non faccia parte della società. Secondo me rimpatriarlo sarebbe la cosa più giusta, uno per la sicurezza dei cittadini, per la sicurezza delle persone, ma soprattutto dei ragazzi e delle ragazzine magari che frequentano il parco, che vogliono fare una passeggiata o solo anche il parlare, ridere, scherzare nel parchetto e star tranquilli magari. La sicurezza, l'insicurezza, la certezza della pena che manca è un tema che riguarda spesso ovviamente anche la piaga dei furti, ed è una battaglia che porta avanti ad esempio l'associazione trevigiana di furti in corso, che ha delle propagine, degli affiliati, chiamiamoli così, anche nelle altre province del Veneto. Tante missive, tanti appelli lanciati nei mesi scorsi, andati a vuoto però al Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Poi l'associazione ha scritto alla Premier Giorgia Meloni ed è arrivata una risposta, tanto che il presidente dell'associazione Christian Demma andrà a Roma il 2 luglio per incontrarsi con il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Alla fine ieri poi è venuta fuori proprio la sorpresa che sono stato chiamato dalla segreteria del Ministero di Grazia e Giustizia e ho trovato il modo di avere un appuntamento a Roma, finalmente, il 2 luglio a 12:30 al Ministero. Dopo numerose lettere inviate al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, senza mai ricevere risposta, Christian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso, ha deciso di rivolgersi direttamente alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La sua richiesta ha finalmente ottenuto riscontro. Il prossimo 2 luglio alle ore 12:30 sarà ricevuto dal senatore Andrea Ostellari, sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia. Sul tavolo dell'incontro ci saranno diversi temi rilevanti. L'associazione Furti in Corso, che oggi conta oltre 20.000 iscritti, intende presentare una richiesta chiara e urgente: l'inasprimento delle pene per reati come i furti in abitazioni private e in esercizi commerciali. Quello più anche la situazione che c'è ad oggi del malcontento, della paura che c'è nel cittadino, magari qualche sportello di ascolto, perché come diciamo sempre c'è anche il post furto che viene sempre ignorato. Quindi diciamo ce n'è da parlare e sono contento che riusciremo finalmente forse a trovare qualcosa, il nocciolo del discorso. Christian Demma torna quindi a sollecitare un intervento da parte del governo per promuovere una modifica dell'attuale quadro normativo, con l'obiettivo di garantire maggiore certezza della pena, una misura ritenuta necessaria per contrastare la crescente percezione di impunità e l'effettiva depenalizzazione di questi reati che danneggiano profondamente cittadini e imprenditori. Fiduciosi, sempre fiduciosi, se no non saremmo arrivati fino a Roma dopo tutti questi anni, quindi sì, direi che perseverare in questo caso è servito a qualcosa. Una storia, torniamo nel padovano, davvero incredibile, che dopo 12 anni trova un suo lieto fine. È la storia di Andrea Tonello, il papà di Vigonza. Siamo nel padovano, a cui la moglie aveva rapito e portato in Ungheria. La figlia, Chantal, la bimba, è stata ritrovata dalla polizia e la mamma è stata arrestata. 12 lunghissimi anni senza mai smettere di cercare la sua piccola Chantal. Andrea Tonello di Vigonza dopo tanti anni ha ritrovato la figlia che a pochi mesi gli era stata portata via dalla madre. Portata in Ungheria, paese d'origine della donna, e poi svanita nel nulla. La polizia italiana, in collaborazione con la polizia ungherese, attivata dal Servizio per la Cooperazione Internazionale e dall'esperto per la sicurezza a Budapest, è intervenuta qualche giorno fa nella città di Mezzotur in Ungheria e ha ritrovato Chantal, oggi 13enne. La madre, Claudia Ildico Sallai, è stata arrestata perché dal 2003 è destinataria di un mandato di arresto europeo. Ora per padre e figlia inizia un lungo percorso di costruzione di un rapporto. La situazione è estremamente delicata. Ovviamente è un momento che aspettavamo da 13 anni e mezzo, che ci siamo immaginati 1 milione di volte, ma non è mai possibile immaginare poi quello che succede veramente.
era il signor Tonello molto spaventato, chiaramente, molto emozionato, e Chantal era molto spaventata, non è stato per niente semplice, la situazione è chiaramente molto molto complessa e molto delicata e ci vorrà molto tempo per affrontarla, quindi mi sento di dire che la parte difficile, anche se sembra incredibile, inizia adesso sicuramente. A parlare Chiara Balbinot, l'avvocata che ha seguito in questi anni Andrea Tonello. Ieri era in Ungheria e insieme all'uomo ha incontrato Chantal durante 3 colloqui protetti. Abbiamo visto Chantal 3 volte nell'arco della giornata, abbiamo avuto 3 incontri, chiaramente Chantal non può avere ricordi del padre perché aveva 3 mesi quando è stata portata via, e sapeva però dell'esistenza del padre. La cosa complicata è la vita di Chantal in questi 13 anni, perché Chantal purtroppo è vissuta chiusa per 13 anni in casa, e quindi è una bambina molto spaventata. Chantal non parla italiano, non ha ricordi del padre, o meglio ha solo i racconti distorti fatti dalla madre, che nel 2012, dopo una visita ai parenti in Ungheria, non è più tornata in Italia, facendo perdere le sue tracce. Andrea Tonello in questi anni ha ottenuto l'affidamento esclusivo della figlia, ma al momento Chantal è rimasta in Ungheria, vista la situazione molto delicata. Bisogna darle il tempo. Io credo che il signor Tonello abbia avuto il coraggio di fare un grandissimo gesto d'amore, che è stato quello di non costringerla, cosa che lei non voleva in quel momento perché aveva troppa paura, a salire in macchina con noi e a tornare in Italia, ma di lasciarle il tempo di elaborare, di conoscere come e quando vorrà il suo papà, di capire che il suo papà non è quello che le è stato raccontato dalla mamma, ma è un papà che l'ha sempre cercata per 16 anni, che non ha mai smesso di amarla e di sperare. Davvero una storia incredibile. E fra poco invece torneremo a parlare di quanto accaduto a Jesolo 2 notti fa, la paura con la trattoria devastata dalle fiamme, perché c'è un'indagine in corso e non si esclude l'ombra del dolo, ma lo vediamo subito dopo la pubblicità. Di nuovo allora diretta, come dicevamo prima della pubblicità, c'è un'indagine in corso, non si esclude l'ombra del dolo, anche perché il titolare della trattoria ha spiegato di aver ricevuto delle minacce in passato. Parliamo delle violente esplosioni con lo scoppio di bombole di gas e poi le fiamme che hanno devastato la trattoria di Jesolo in via Levantina 2 notti fa. Rivediamo e risentiamo le interviste ai vicini della trattoria, che raccontano le immagini, i suoni più che altro terribili di quella sera, con la quindicina di lavoratori stagionali che fortunatamente si è messa in salvo, ma che ha rischiato davvero di restare intrappolata nelle fiamme. Ho sentito un'esplosione e dopo poco fiamme. Ha avuto paura? Per loro sì. A me ha dato un'impressione che ci fosse stato un incidente, perché ho sentito come schiacciare delle lamiere e poi subito dopo un gran botto, ma il botto non è stato uno solo, sono stati più di uno, e poi sono arrivati i pompieri e anche quando erano quei pompieri ci sono stati diversi botti. Sconvolgente? Sconvolgente, io sono ancora presa dall'accaduto. Tanti urlavano, dicevano uscite fuori, andate via, però le fiamme erano alte, molto alte. Poi per fortuna sono arrivati i pompieri, hanno domato il fuoco, hanno messo la scala e solo un po' alla volta sono riusciti a portarli, diciamo, in salvo tutti quanti. E l'esplosione è partita da dietro, che era lei e mia figlia. Beh, è venuta a chiamarmi di cosa, papà, guarda che è successo, si stava prendendo fuoco, ma il fuoco era leggermente, era neanche 1 metro. Nel giro di 1 minuto si è propagato, una seconda esplosione e poi è iniziato. In 3-4 minuti è arrivato proprio
5 minuti era proprio preso il fuoco tutto qua. Il panico era appunto che questi ragazzi, una quindicina, erano tutti sopra, bloccati. Ho paura, poveri. E mi facevano pena. Io non ho mai visto un disastro così. E adesso restiamo nel veneziano, ma ci spostiamo al Lido di Venezia. Ormai dopo quanto accaduto con l'albero crollato in Piazzale Roma, e c'è stato al Lido di Venezia anche un albero crollato fortunatamente su un canale, c'è davvero paura per gli alberi, i rami che crollano sulla strada. È successo di nuovo al Lido di Venezia, dove si è staccato un pesantissimo ramo proprio sulla ciclabile in via Malamocco. Fortunatamente solo per un caso non passava nessuno in bici in quel momento, altrimenti il bilancio avrebbe potuto essere drammatico. Ancora paura al Lido di Venezia, un nuovo allarme per la manutenzione del verde pubblico. Un grosso e pesante ramo di albero si è staccato improvvisamente nel corso ore, schiantandosi al suolo in assenza di vento e in normali condizioni meteo. Il ramo, pesantissimo, ha ostruito tutta la pista ciclabile e una parte del marciapiede, come siamo in grado di mostrarvi in queste immagini in esclusiva. È successo in via Malamocco, pochi metri dopo Piazzale La Fontaine, tra la zona di Cabianca e quella delle Terre Perse. Per fortuna, in orario notturno, alle prime luci dell'alba, nessuno stava transitando in quel momento nella zona, altrimenti sarebbe stata un'altra tragedia. Così il capogruppo del Partito Democratico nella municipalità del Lido e Pellestrina, Danny Carella. Il Lido e anche Pellestrina sono due isole ricche di verde, ricche anche di verde pubblico. È un verde pubblico storico, al Lido alcuni alberi hanno decine e decine di anni e per cui hanno necessità di essere costantemente monitorati e costantemente curati. Prima l'albero crollato a Piazzale Roma lo scorso 2 giugno, poi quello caduto al Lido in via Lepanto. Ora questo nuovo episodio, certamente per il verde pubblico in città, non è un momento molto fortunato e richiama delle analisi. La reazione a eventuali cadute accidentali o dovute a mancata cura di qualche alberatura non può certo essere quella di tagli indiscriminati, ma deve essere quella di aumentare il personale che si occupa del monitoraggio di queste piante. Dopo il crollo di quest'ultimo ramo sono intervenuti sul posto i pompieri e gli addetti al verde pubblico. Quest'ultimi hanno anche tagliato un altro ramo proprio di fronte a quello che era precipitato. Va fatto un lavoro serio e un aumento dell'attenzione è necessaria alla luce di tutto quello che è successo. È evidente che quella è una prova che non bastava l'attenzione che veniva data a queste alberature, ne va data di più. E poi c'è un allarme anche a Mestre, dove nel quartiere San Teodoro viene chiesto dai residenti l'intervento del Comune di Venezia per l'inclinazione di 2 alberi che si trovano di fronte a un condominio e che inizia a destare preoccupazione. Ovviamente dopo quanto accaduto nelle ultime settimane la paura, la psicosi c'è. Sentiamo la testimonianza di un residente. In questi tempi che andiamo avanti con queste bufere, adesso questo autunno viene una bufera grande, questo qui si alza e fa così, e va di là, è inonda di foglie e di danni il condominio qui. Silvano Tabalà abita in quartiere San Teodoro praticamente da sempre e si può dire che quei 2 grossi alberi accanto al suo condominio, a 2 passi da Viale San Marco, li abbia letteralmente visti crescere. Ma da diverso tempo la loro crescita ha preso una direzione per cui il suo sguardo è sempre più preoccupato. Questo albero qui va a finire quasi sulla strada, sull'altezza, perché lei guardi che altezza che è. E tutte le chiome fanno peso sulla struttura e premono dove? Qui. Il timore di Silvano non è solo per il rischio di un eventuale cedimento degli alberi, è anche per le conseguenze che comporta avere 2 pioppi così grossi davanti al palazzo. Non è possibile vedere il sole qui, niente da fare. In cucina noi altri abbiamo solamente la luce e basta, perché è buio. E poi le foglie che finiscono solo i pluviali, sovrastano il caseggiato, non c'è niente da fare, dobbiamo chiamare
in via amichevole qualche muratore, qualcosa che viene là, avere una giornata e puliscono i pluviali in modo che l'acqua scorra. È un periodo in cui di gestione del verde pubblico si parla molto tra Venezia e Mestre. Silvano è tra coloro che le piante le apprezzano, finché però non hanno conseguenze negative. Noi ci battiamo perché questi alberi qui vengono abbattuti e mettere nelle piante. Il comune deve fare quello che deve fare. Nel Bassanese, per tornare a parlare della piaga dei lupi e di capi di bestiame che vengono sbranati, in questo caso pecore. 3 pecore sbranate dai lupi l'altra notte, altre 2 la scorsa notte, 5 bestie dilaniate in 24 ore. È successo a San Michele di Bassano, sui terreni di un nostro telespettatore al confine con Varrovina. I predatori hanno agito indisturbati, divorando i poveri animali, le cui carcasse sono state trovate in mattinata dal proprietario. C'è tanto dolore per la loro perdita, ma anche tanta rabbia, perché, ci ha detto fuori dal microfono, si sentono abbandonati dalla politica, da chi avrebbe il dovere di intervenire per tutelare gli allevatori, ma anche i residenti sempre più preoccupati, e proteggere le bestie dai continui attacchi dei lupi sempre più vicini alle abitazioni. Torniamo a Venezia. Ieri sera c'è stata l'assemblea dei No Space for Bezos, i No Bezos, gli attivisti che si oppongono all'arrivo del miliardario americano che ha deciso di sposarsi a Venezia, e per questo, diciamo, per 3 giorni Venezia sarà blindatissima dal 24, 25 a 26 di giugno. E allora vediamo, il nostro Filippo Fois ha raccolto le voci degli attivisti per capire anche quali saranno le mosse della mobilitazione. Sentiamo. Quello che vogliamo fare è effettivamente bloccare, impedire l'accesso a Bezos alla Chiesa della Misericordia, dove andrà l'ultimo giorno del suo matrimonio, perché non possiamo accettare che l'intera città venga completamente svenduta e privatizzata da parte di un miliardario che è uno sfruttatore, che è uno dei capi delle aziende più inquinanti su questo pianeta. A noi dà fastidio l'uso, l'arroganza così sfacciata e l'uso della nostra città come se fosse un fondale di cartapesta o di vetroresina a Las Vegas. Jeff Bezos verrà per questo matrimonio, tra virgolette, con 5 yacht ormeggiati da Riva degli Schiavoni, Punta della Dogana, Zattere, San Basilio, Marittima, cioè occupa tutto lo skyline della città. E poi le location, ha preso 4 alberghi, 5, non si capisce, tutti i taxi della cooperativa dei taxi, che anche qua non c'è alcun motivo per tenere tutti i taxi a disposizione legati al palo, se non la volontà di manifestare potere. Io sono uno di quelle centinaia di quelle migliaia di lavoratori, io lavoro nell'ambito della cultura, che non guadagnano niente dalla presenza di Bezos. Questo modello dell'economia dell'evento è solo un modello che, come dire, aumenta la turistificazione della città e non aiuta a riconoscere le nostre professionalità. Avremo bisogno di ben altro, avremo bisogno di paghe migliori e avremo bisogno di essere correttamente contrattualizzati. E questa è una battaglia per la dignità, perché è chiaro, come dice Brugnaro, che porterà qualche soldo a qualcuno, certo, perché dal banchetto dell'imperatore cadrà qualche acino d'uva, cadrà qualche osso sotto al tavolo, e come ogni banchetto ci sarà qualcuno che, scodinzolando, avrà piacere di rosicchiarlo. Venezia, per fortuna, è composta anche da gente che ha una dignità, e oggi e ieri e quello che succederà il 28 sarà lì a dimostrarlo. Venezia è ancora abitata da qualcuno che ha una dignità. Una protesta invece giudicata vergognosa da parte del governatore del Veneto, Luca Zaia. È inaccettabile che si facciano le proteste contro un signore che è uno degli uomini forse più ricco al mondo, che sceglie Venezia per sposarsi, e quindi andare lì a protestare contro chi ci porta ricchezza è una vergogna. È una condanna ferma, senza se e senza ma, quella lanciata dal presidente della regione Luca Zaia durante un evento in un'azienda di Conegliano all'azione che il neonato comitato No Space for Bezos, nessuno spazio per Bezos, ha messo in atto dal campanile di San Giorgio.
Nel mirino il matrimonio da 1001 notte che il proprietario di Amazon festeggerà a Venezia tra il 24 e il 26 giugno. Per Zaia, come per l'amministrazione comunale, un grande evento che dà lustro alla città. Per il comitato invece la riduzione di Venezia ad un locale da affittare al miglior offerente. Purtroppo dopo i no Mose, i no TAV, eccoli che arrivano i no matrimoni. È purtroppo per alcuni un'occasione di visibilità, in particolare per i centri sociali, per tornare alla ribalta e farsi fare qualche articolo sulla stampa internazionale. Dopo il raid a San Giorgio, il sindaco Luigi Brugnaro si è domandato in quale città si faccia un comitato contro un matrimonio, aggiungendo che si vergogna di queste persone e che bisognerà chiedere scusa a Jeff Bezos. Con un patrimonio stimato vicino ai 207 miliardi di dollari, l'uomo più ricco del mondo dopo Elon Musk. A Bezos i manifestanti contesteranno sia la gestione aziendale dei dipendenti che gli appoggi politici negli Stati Uniti. Una protesta inutile nel migliore dei casi, se non peggio, secondo l'assessore al turismo Simone Venturini. Non porta nulla a Venezia se non danno d'immagine. Passa l'immagine di una città che vuole respingere, che vuole allontanare tutti, che non è attrattiva per gli investimenti. Le polemiche che si consumano anche attorno al matrimonio di Jeff Bezos riportano nuovamente al dibattito sullo sviluppo economico scelto da Venezia negli ultimi decenni, piegato secondo i suoi detrattori alla logica del grande evento, del turismo sfrenato che spopola la città e offre solo lavoro precario, votato viceversa allo sviluppo e all'internazionalità per i suoi sostenitori. Sentire addirittura che qualcuno sta programmando come quei lazzaroni di Barcellona le pistole ad acqua contro i turisti, a me non sembra che questo sia fare un danno ai turisti, se fare un danno al Veneto. Restiamo in campo politico, però ci spostiamo a Sacile, dove ieri c'erano molti importanti nomi della politica per un evento legato ai 250 anni della Garbellotto, e c'erano anche i governatori del Veneto Fedriga e Zaia, c'era il ministro Lollobrigida. Ovviamente si è parlato di terzo mandato, si è parlato anche delle parole del generale Vannacci, ora vice segretario federale della Lega, che sul terzo mandato ha detto non si cambiano le regole in corsa. Sentite Fedriga. Prendiamo atto della posizione personale di Vannacci. Il Consiglio federale della Lega si è espresso in modo molto chiaro a favore dell'introduzione del terzo mandato. Rientrerebbe quindi nella categoria dei chiunque il generale Roberto Vannacci, neo vice segretario della Lega, che nelle sue visite a Belluno e Treviso mercoledì pomeriggio sul terzo mandato più che tiepido è stato glaciale, dicendo che non è opportuno cambiare le regole in corsa e che una legge ora sarebbe ad personam, parole che hanno suscitato nella Lega veneta e friulana più che un semplice mal di pancia, un'autentica congestione proprio nei giorni in cui si registrano le aperture dei meloniani. Massimiliano Fedriga, che proprio sul terzo mandato ha innescato un braccio di ferro con gli alleati, tiene la linea, isolando di fatto Vannacci. Ha espresso una posizione personale, il Consiglio federale, l'organo supremo, e decide le posizioni della Lega insieme al segretario federale. Dopodiché chiunque esprime delle posizioni personali anche in dissonanza rispetto alla linea del partito. Accanto a Fedriga, in occasione delle celebrazioni per i 250 anni della Garbellotto a Sacile, c'è anche Luca Zaia, che evita però accuratamente la polemica diretta. Penso che la questione posta dal presidente Donzelli e poi successivamente anche rilanciata da altri autorevoli esponenti di Fratelli d'Italia vada nella direzione di fare una valutazione di buonsenso. Da Treviso cerca un punto di equilibrio, ai limiti però dell'equilibrismo, il vice segretario regionale della Lega. Il generale ha detto che bisognava cambiare la legge prima, ed è quello che la Lega ha sempre detto, è da tempo che noi poniamo questo tema. Bene i ripensamenti dell'ultimo minuto, e cui speriamo che venga dato seguito, ma rimaniamo concordi insieme al generale Vannacci che sarebbe stato bene farlo prima. L'apertura però è ora, sottolinea Barbisan, ed è qui che bisogna trovare i punti di contatto e agire. E a proposito di aperture, sono inequivocabili quelle espresse sempre a Sacile dal colonnello meloniano Francesco Lollobrigida. Diciamo che quando c'è una richiesta di discuterne da parte delle regioni, un dibattito aperto, noi siamo sempre pronti a parlarne. Insomma, nelle ore in cui la Lega registra una frattura, gli alleati confermano disponibilità al dialogo. Paradossi della politica, con Lollobrigida che addirittura dice che una soluzione si troverà anche con Forza Italia, dopo le dichiarazioni shock di Tajani per cui anche Mussolini e Hitler vinsero le elezioni e che la volontà popolare da sola non
basta. Non credo che ci sia una indisponibilità a parlare, dopodiché ognuno legittimamente propone e difende le proprie posizioni e si ragiona. Mi sembra che obiettivamente nell'ambito del centrodestra si siano trovati sempre punti di convergenza. Dalla politica regionale, poi c'è quella locale, poi c'è quella internazionale. I venti di guerra di nuovo in Medio Oriente, questa volta Israele e Iran, davvero tanta preoccupazione in tutto il mondo, anche nella nostra terra veneta. Mirko Cavallinga ha sentito un po' di persone a Bassano. Io spero di poter stare tranquillo. Nessuna preoccupazione diretta o indiretta, magari sui prezzi del petrolio, gas? Mi pare che quelli fanno come vogliono, i prezzi proprio, non lo so. Al momento non è preoccupato? Ma al momento non mi pare che sia la prima situazione un po' precaria, ce ne abbiamo altre accese da più tempo e mi pare che già quelle stanno creando qualche problema, quindi speriamo che si fermano così. È un pericolo per tutti, per noi tutti, perché può scoppiare la guerra mondiale, perché tu si interviene anche l'America, siamo a posto là, perché siamo sotto il dominio russo, cinese, hanno occupato tutta l'Africa, perciò purtroppo gli israeliani devono sopravvivere e se non fanno così non vivono. Quindi secondo lei noi siamo un po' in mezzo? Siamo in mezzo purtroppo e facciamo di tutto per non entrare nella guerra e tutto, ma però noi siamo succubi delle grandi potenze che siano americani, cinesi e russi, perciò... È una cosa brutta perché ovviamente non siamo nel XXI secolo e non dovrebbero succedere queste cose. È una preoccupazione magari diretta o indiretta, ad esempio sui prezzi di petrolio e gas? Ma quella è una cosa che alla fine dobbiamo pagare noi, per le loro guerre, per la loro politica. È preoccupata? Sì, abbastanza, però purtroppo non si sospettava questo. Sì, per me è una cosa brutta e speriamo bene. Purtroppo siamo comandati da questi signori alti che non ne frega niente di noi e fanno quello che vogliono e quindi siamo nelle sue mani, purtroppo non siamo noi che decidono tutto loro, quindi non c'è alternativa. Se loro decidono che deve fare una terza guerra mondiale, noi ci siamo dentro e la prendiamo e basta. Siete preoccupate? Sì, certo, molto. Perché? Può avere conseguenze dirette anche qui? Beh, dirette no, però magari qualche attentato potrebbe scapparci, poi noi siamo un paese di provincia, magari sulle grandi città è più pericoloso. C'è da tenere presente che siamo alleati con Israele, di conseguenza potremo essere coinvolti anche andando avanti. C'è troppa gente immischiata in un modo o nell'altro. E comunque quella zona lì è sempre stata, come posso dire, fonte di problemi anche per tutto il resto del mondo, insomma, dai tempi dei Romani e di Gesù. Anche prima. Pochi istanti di pubblicità, poi rivedremo le immagini della grande giornata del Santo di ieri. Ultimissima parte di Focus TG, allora con Valentina Visentini e padre Antonio Ramina, il bilancio del grande afflusso di pellegrini in città il giorno dopo la festa del Santo. Buongiorno dalla Basilica di Sant'Antonio, decisamente meno affollata rispetto a ieri, il grande successo della festa per Sant'Antonio che ha richiamato tantissimi fedeli e pellegrini da tutto il mondo qui a Padova. Facciamo un bilancio di questa giornata con padre Antonio Ramina. Com'è andata? Una grande soddisfazione e ancora insomma una dimostrazione ulteriore dell'affetto, del tanto affetto per Sant'Antonio. Sì, una festa che continua per la verità, perché è vero che l'affluenza oggi in Basilica è decisamente inferiore
a ieri, e tuttavia moltissime sono ancora le persone che si avvicinano a Sant'Antonio. Credo che sarà così almeno oggi e domani. Ecco, difficile anche fare un bilancio, nel senso che davvero le esperienze, gli incontri, le persone, le liturgie sono stati davvero numerosi, e quindi siamo ancora sommersi da questa sensazione di abbraccio che le persone regalano sempre a Sant'Antonio, forse anche sentendosi abbracciate da lui. Ecco, come al solito il giorno dopo è un giorno in cui si deve dire grazie non solo a tutte le persone che si sono date da fare all'interno della Basilica, ma anche fuori. Ecco, sappiamo che la processione è una macchina molto complessa dal punto di vista organizzativo, eppure si è svolta con grande compostezza, linearità, partecipazione, gioia, e occorre davvero essere grati a tutte le forze dell'ordine, i volontari, le persone che si sono dedicate in modo tale che questo rimanesse un evento di popolo, un evento di preghiera, un evento di famiglia antoniana. È stato un evento che anche per chiedere ancora una volta la pace, perché è vero che durante la Tredicina il tema si è riflettuto molto sulla speranza, ma ieri diciamo che la parola predominante e il megafono di Sant'Antonio è stato utilizzato per chiedere in una giornata molto delicata, ancora di più ieri, la pace. Difficile pensare che questa invocazione per la pace arrivi direttamente nel cuore di chi dovrebbe prendersi cura appunto delle sorti dell'umanità, ma noi lo vogliamo sperare. Ecco, credo che la forza della nostra preghiera, la forza della nostra invocazione contribuisca, come dire, a gettare le basi per una cultura all'insegna della pace. Ecco, pregare per la pace potrebbe sembrare superficiale, non lo è nella misura in cui poi noi nella realtà concreta della nostra vita ci dedichiamo a gettare segni e semi di pace. Così allora Padre Antonio Ramina, insomma, fa il paio, queste frasi fanno il paio con le paure, le preoccupazioni che abbiamo sentito a Bassano del Grappa per il conflitto Iran-Israele. Allora, a proposito del santo, il momento clou della lunga giornata di devozione e di preghiera che Rete Veneta ha raccontato in diretta, una maratona come sempre dall'alba fino alla tarda serata, è stata ovviamente la processione. Vediamo un veloce stralcio di questo momento davvero importante. L'applauso alla statua del santo e alle reliquie all'uscita della basilica e l'abbraccio di Padova e dei fedeli a Sant'Antonio nel giorno della sua festa. Come sanno i telespettatori, l'immagine così bella e iconica di Sant'Antonio che vediamo ora dalla statua in realtà non è quella definitiva, cioè è proprio frutto di una elaborazione che si è sviluppata nel corso dei secoli e che ha cristallizzato questa forma con Sant'Antonio, Gesù bambino in braccio e il bambino seduto sopra il libro dei Vangeli. Il commento di Fra Andrea Vaona ha accompagnato nella preghiera durante la diretta di Rete Veneta e TV12 dall'alba fino alla chiusura della basilica. La processione lungo le strade della città del santo è il momento più atteso e partecipato dai pellegrini. La prima reliquia ad uscire è quella del mento, portata come da tradizione a spalla dai macellai militi dell'Immacolata. I frati della basilica, guidati dal ministro provinciale Padre Antonio Brandinelli, con la reliquia del dito del santo, insieme a Padre Antonio Ramina, rettore della basilica, e al vescovo di Padova Claudio Cipolla. Due ali di fedeli hanno accolto il passaggio della processione, padovani affacciati dalle finestre rivestite con i drappi rossi, pellegrini da tutto il mondo. Mi sembra bello ricordare che, come mi raccontava un frate portoghese ieri, in queste ore si celebra una processione solenne anche a Lisbona, che è la città natale di Sant'Antonio. Noi diciamo Sant'Antonio di Padova e loro giustamente dicono Sant'Antonio di Lisbona. In 60.000 hanno affollato la basilica dall'alba fino alle 22:30, quando le porte si sono chiuse. Per intercessione di Sant'Antonio vi custodisca nella salute, nella serenità e nella pace, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E all'anno prossimo. Siamo pronti per chiudere, Padre Antonio, noi la salutiamo, la lasciamo entrare e vediamo la chiusura della porta di Sant'Antonio. Le porte della basilica si stanno chiudendo, sta terminando questa bellissima giornata nel nome di Sant'Antonio. Questa dunque è la chiusura dell'evento. C'è un altro evento però, ve lo ricordo, e siamo ai saluti, e cioè la Triveneta degli Alpini. E allora
alle 16 inizia il pomeriggio con gli alpini, con Lucio Zanato e tutti i nostri inviati, quindi restate con noi. Arrivederci.